Come in genere accade, anch'io ho messo mano per la prima volta, ormai diversi anni fa, al protocollo dell'Archivio Diocesano di Trieste per individuare i documenti che mi occorrevano per una ricerca particolare. Ricordo, era su Servola. Pagina dopo pagina ho però finito per convincermi che leggere il protocollo era un ottimo modo per studiare nel suo complesso la macchina organizzativa creata dalle riforme ecclesiastiche teresiano-giuseppine. Ho iniziato quindi a vederlo come una fonte in sé, che oltre a dare informazioni e naturalmente indicare documenti da leggere, non ci dispensa dal leggerli, da averlo studiato, permette di collocare ciascuna di esse nel contesto, attribuendole il giusto peso. E questo giusto peso lo sottolineerei. Nell'Archivio Diocesano di Trieste la serie dei volumi del protocollo inizia nel 1775. Nato per registrare solo i rescripta, ovvero le disposizioni che arrivano dall'autorità politica con relative risposte, inizialmente il protocollo è piuttosto scarno. Non registra infatti le carte riguardanti l'ordinaria amministrazione, alla perdita della maggior parte delle quali al momento dobbiamo purtroppo rassegnarci. Abbastanza presto, negli anni complicati in cui si succedono soppressione, ricostituzione, vacanze, nuovamente minaccia di soppressione e così via, la situazione cambia. Nel 1792 cambia la lingua in cui è redatto, dal tedesco all'italiano. Non solo, cresce il numero degli atti registrati, la cui regestazione si fa più generosa. Dalle meno di 300 registrazioni del 1775 passiamo alle oltre 600 del 92, quando il protocollo comincia a riportare anche i communia, l'ordinaria amministrazione. Poi, con oscillazioni, raggiunge quota 1600 nel 1829, l'ultimo anno della vita di Leonardis, il predecessore di Raunecker. Dopodiché la crescita è costante. Il protocollo del 1830 contiene oltre 2100 registrazioni, più o meno come quello del 31. L'ordinaria amministrazione, sulla quale il concistoro, secondo il diritto canonico, è autorizzato a intervenire durante una vacanza, in territorio austriaco ha un'accezione molto larga, dal momento che la regolano anche le leggi dello Stato. I 15 volumi relativi agli anni 31-45 contengono la registrazione sistematica degli atti in arrivo ed in partenza relativi all'episcopato di Matteo Raunecker. Dal 1838 la lingua usata torna ad essere il tedesco, dopo una serie di tentativi iniziati poco dopo l'insediamento del vescovo di adeguare l'italiano alla grafia tedesca ed un breve interludio in latino. Si tratta di un materiale le cui dimensioni crescono anno dopo anno. Durante l'episcopato di Raunecker si passa da circa 2000 a più di 3000 atti, numeri destinati a decrescere negli anni successivi per vari motivi. Si conserva tutto il possibile, registrando anche le comunicazioni orali. Carte che prima probabilmente andavano allo scarto, ora restano in archivio, regolarmente registrate. Troviamo traccia inoltre di documenti che fisicamente non si trovano più in archivio, perduti o trasmessi che siano. Ci viene suggerito dove altro cercarli, se non altro in forma di minuta. Del tutto di passata però la cosa è importante, i modi in cui cresce ed è organizzato un archivio non sono ovvi. C'è dietro una precisa idea di governo, ciò che deve essere conservato e prima invece veniva scartato, ciò che attiene al vescovo, quanto spessore c'è di pubblico nella figura del vescovo. Potrei continuare e non basterebbero i 20 minuti, per cui vado avanti. Buona parte degli atti registrati sono il frutto di un dialogo fitto con l'autorità politica, interprete non meno dell'ordinariato,
dell'agenda di riforma ecclesiastica del governo centrale. In primo luogo i governi del litorale della Carniola, non solo perché essi trasmettono le direttive di Vienna, ma anche perché spesso è a loro e non all'ordinariato che si rivolgono in prima battuta singoli o comunità, anche su questioni di carattere prettamente ecclesiastico, ad esempio il fatto che un curato sia o meno inadempiente. Continue le richieste di informazioni sui più svariati argomenti, dall'esistenza di biblioteche nelle singole parrocchie ai cambi di religione o alle variazioni della popolazione militare, comprensiva delle famiglie dei militari stessi. Inoltre, pressoché tutto nella vita delle stazioni curate necessita di essere placitato in una sorta di visita permanente, svolta a distanza, in cui viene preso in esame ogni dettaglio alla luce sia del diritto canonico sia delle leggi dello Stato, e si capisce anche così il fatto che i fondi visita pastorale di quest'epoca siano così esigui, come le visite pastorali spesso siano disperse. Raunicar, ecco, 3 sono i fascicoli. Nel 1935 il fondo cessa, ma lui continua a visitare per amministrare la cresima, ma per conoscere la situazione gli basta stare a casa e leggere tutta la corrispondenza che arriva, cose che fa, perché ci sono assai pochi dubbi che la sigla Raunicar o l'ex per spedito non abbiano dietro una precisa lettura. Le note sono molto frequenti e spesso anche molto appuntite e contraddicono in parte il contenuto della minuta predisposta da qualcun altro. Allora, governo vescovile e politica ecclesiastica del governo fanno un tutt'uno che rende difficile stabilire quanto vi sia di personale nell'azione di un vescovo, non impossibile però. Misurare lo scarto tra le direttive e la loro esecuzione si può, meglio se confrontando la sua con l'azione di altri vescovi. Nel protocollo troviamo registrati anche gli atti che il governo classifica come presidiali, attinenti l'ordine pubblico e dunque riservati. Quelli che durante i successivi episcopati verranno registrati a parte come gestione particolare del vescovo hanno poco a che fare con la classifica statale di presidiali. Riguardano per lo più la gestione economica e qualche singolo caso disciplinare. Solo durante gli episcopati di Glavina e Sterck conterranno una documentazione di carattere politico, quella relativa allo scontro con il comune. Da un paio di accenni sembrerebbe esistere un archivio riservato ed anche Leonardis parlava di secretiora, ma dove sia finito non è dato sapere. Il protocollo registra ben pochi scambi con la Santa Sede. Ridotti al minimo indispensabile, passano tutti attraverso la gente. Ancora meno quelli con l'annunziatura, almeno registrati. A Parenzo, alla stessa epoca, una serie di scambi non protocollati l'ho riscontrato. Qui non ho trovato ancora nulla del genere. E scambi intendo tra il vescovo e Roma. Ma Peteani ha un po' un altro ruolo e lui fa un po' da ponte con Roma in questo periodo, ma lasciamo stare. Richiestone nel 1842 Raunicar invia una relazione sui matrimoni misti ed un'altra ancora sull'uso locale dell'astinenza delle carni il sabato. Non si segnalano relazioni ad limina e la controprova è il fatto che manchino nell'archivio della Congregazione del Concilio a Roma. Relazioni che invece l'arcivescovo di Gorizia Valland invia dopo averle naturalmente sottoposte a placitazione. Noi sappiamo che in questo periodo, perlomeno sino alla morte di Francesco I riceve la vera relazione ad limina, conservata nei suoi atti proprio
si trova in quella sezione dell'archivio di Stato che può essere considerata archivio familiare, per intendersi, comunque, e si considerava il vero vescovo in realtà. Veniamo ai contenuti, solo alcuni in forma di appunti, ma ci sarebbe molto altro da dire, ma sin dall'inizio la carenza di clero si impone come uno dei temi più rilevanti. Precisiamo, carenza di clero utile, poiché di inutile ce n'è parecchio tra sinecura che vengono puntati e clero che non possiede le lingue della cura, quello delle zone ex venete che non sa né il tedesco né per lo più gli idiomi slavi. L'esperienza passata di contatti con la sede di Lubiana risulteranno utili. Alle borse di studio stanziate da governo e magistrato iniziano presto a concorrere una gran quantità di candidati dalla Carniola. Già nel 1835 gli idonei sono più dei posti disponibili. La necessità non induce però ad abbassare i requisiti. Quanto al clero che trova il suo arrivo, ha modo di conoscerlo presto nel corso della visita, ma anche nel disbrigo dell'abbondante corrispondenza che quotidianamente lo mette a contatto con le situazioni locali. Affiora presto qualche giudizio critico, attribuisce a pigrizia il fatto che, cito, in questa povera diocesi la maggior parte del clero è ignaro della lingua tedesca. Fine. Sicuramente è un problema per lui che non conosca la vera lingua franca, l'italiano, o lo conosca poco. Su questo abbiamo brevemente discusso con la dottoressa Montanà. Comunque, nei primi anni non sono infrequenti i richiami alla pazienza ed alla tolleranza. Nel giro di qualche anno avrà la possibilità di indirizzare verso i posti chiave sedi, decanali e capitolo, persone di fiducia, sempre però sotto il controllo del governo che valida l'esito dei concorsi. Anche facendo conto su questo, su un ricambio dei quadri intermedi all'inizio, diciamo così, porta pazienza, la perderà dopo un po'. Alcuni elementi si distinguono sinora per zelo, ad esempio il cappellano di Humra Disic, che diventerà decano agli Elshane, Favento a Capodistria, futuro deputato alla dieta provinciale. La saldatura col territorio già veneto non è semplice, ma si mostra deciso ad usare diplomazia e buona volontà, specie col capitolo di Capodistria, che sin dall'inizio rivela un atteggiamento quantomeno diffidente. Presto però le cose si complicheranno e va detto che con i capitoli, anche quello di Trieste, che ha dato non molto da fare al suo predecessore, resterà fino in fondo deciso a usare il massimo della diplomazia. Altra cosa saranno le collegiate. Il rapido aumento degli atti protocollati è in parte dovuto al settore scolastico, in spasione soprattutto dietro pressione delle autorità circondariali. I successi in questo campo sono utili ai fini delle progressioni di carriera. L'imponente documentazione scolastica esiste perché ai vescovi è stato attribuito nel 1804 il ruolo di provveditori e perché la Commissione Aulica per gli Studi impone che ogni singolo particolare dell'attività scolastica venga messo per iscritto e conservato. Il governo centrale lo consulta spesso in qualità di esperto sull'argomento, ma nella sua veste di vescovo si mostra rispettoso della prassi consolidata, che vuole che le pratiche scolastiche vengano gestite direttamente dal referente. Riserva comunque per sé formalmente dal marzo 1839 la catechesi scolastica, che infatti nel protocollo non verrà più numerata a parte. Nel corso degli anni si dimostrerà sempre meno disposto a subire le pressioni degli organi politici, in particolare quelle del Kreisamt istriano, che a partire dal 1842, ecco il periodo Stadium, vorrebbe utilizzare a tappeto i cooperatori per aprire scuole triviali dove le comunità non si mostrano disponibili a pagare un maestro, cioè una scorciatoia.
Vienna ha chiesto di darsi da fare per aumentarne il numero con tutti gli strumenti. Il vescovo fa resistenza. Per il clero viene prima la cura. L'insegnamento, al di fuori della catechesi, è solo una soluzione d'emergenza. Vale per il circolo come per il governo e per la stessa corte. Quando nel novembre 44 la Commissione Aulica per gli Studi propone che a Trieste, nelle scuole della città nuova, la catechesi sia impartita dal clero parrocchiale, con la promessa di creare qualche ulteriore cooperatura, sarà inflessibile nel rifiuto. Sottointeso, si vuole la scuola, si paghino i maestri, senza cercare di cavarsela con il modesto incentivo che tanti cappellani accettano con la prospettiva di fare carriere. Le sue competenze in campo scolastico lo rendono un interlocutore credibile per il governo, che nel 1934 promuove un'indagine sull'uso, nel 1934 dunque ben prima di quanto comunemente si scrive o si pensa, un'indagine sull'uso dello sloveno, detto cragnolino, a scuola, e lo consulta più volte sull'argomento. Questa è materia di un'altra relazione. Altra cosa che molto gli preme sono le competenze linguistiche del clero. Questi deve conoscere la lingua d'ufficio, il tedesco, oltre a quelle necessarie alla cura d'anime. Aspetta comunque sino al 1938 per imporre l'uso del tedesco per il protocollo, che, va detto, in questo modo da un lato diventa un po' più stereotipato e meno ricco di particolari, d'altra parte in più di un caso fa risuonare la voce del vescovo, che più volte evidentemente mette mano alla stesura delle note, specie per quanto riguarda le risposte spesso molto pepate, anche all'autorità politica. Quanto alle lingue in uso, in Chiesa è scontato l'uso del volgare per la predicazione e la catechesi. Interessante la vicenda della predicazione in tedesco nella città nuova. Durante l'episcopato del predecessore, il governo stanzia ben 600 fiorini allo scopo di attirare elementi di vaglia a Trieste. Raunicar in questo caso farà resistenza passiva. Meglio che se ne occupi per 150 fiorini uno dei cooperatori normali. Nel 1838 troviamo traccia anche della richiesta della comunità cragnolina di una messa di mezzanotte con canti nella Volkssprache, richiesta a proposito della quale chiede il parere al parroco, non risponde direttamente, chiede al parroco quale sia il suo parere. La condotta tenuta nel caso del predicatore tedesco è indicativa di un aspetto più generale della personalità di Raunicar, che lo differenzia non poco dal predecessore. La salvaguardia del prestigio vescovile induce Leonardis a rifiutare diverse soluzioni di residenza vescovile ritenute troppo modeste. Raunicar accetta senz'altro la prima che gli viene offerta: 600 fiorini per un predicatore, mentre gli altri di altre lingue hanno solo 150. Quei 600 sono un lusso che contrasta con la sua mentalità, e così come gli pare senz'altro eccessiva la pretesa del predecessore Leonardis di accamparsi nel palazzetto che attualmente è sede del comando delle truppe in via dell'Università. Ecco, per lui quella era l'unica, ma si tratta di una generazione di vescovi e di ecclesiastici, quella di Leonardis, di transizione destinata a cambiare non molto. Raunicar è tutt'altra cosa. Sovrintende l'insegna della sobrietà i lavori per Sant'Antonio Nuovo, ripetutamente richiama al realismo ed all'economia. Nel protocollo di Raunicar, come è consueto, troviamo un numero consistente di richieste avanzate dalle comunità locali. Che si tratti di interlocutori vivaci dell'autorità ecclesiastica non è una novità.
che si lamentino del proprio curato o che rifiutino il trasferimento di uno gradito, che mercanteggino in materia di decime, che aspirino alla promozione della propria chiesa al rango di parrocchia o che si offrano di costruirne una per svincolarsi dal rapporto con la stazione curata più vicina. Sono spesso interessi molto concreti quelli che muovono la Gemeinde, che ora tra l'altro ha acquisito una veste istituzionale nuova, di comune catastale o politico, ente territoriale. Da notare il fatto che per lo più questo non si rivolge direttamente all'ordinariato, ma passa attraverso l'autorità secolare, il circolo e più spesso il governo, che trasmette la pratica al vescovo, perché decida o anche solo esprime un parere, che si chieda o si protesta. Ciò che attiene alla Chiesa riguarda la comunità come patrimonio condiviso, nell'accezione più concreta del termine patrimonio. Fino a che questo esiste non c'è secolarizzazione che tenga, che sia città o campagna e a prescindere dalle convinzioni personali. Qui però, proprio in questi anni, si presenta un fatto nuovo, foriero di cambiamenti. Quel patrimonio, e ne sto parlando in senso economico, tanto perché non ci siano equivoci, accumulato nei secoli e che in parte continua ad accumularsi, diventa oggetto di una rapida liquidazione, trasformato in denaro messo in banca al 5%, a partire dai beni della mensa vescovile, terreni e diritti di decima annessi. Come altri relativi alla prima metà del secolo, anche questo è un tema tutto da studiare. Si tratti di cause o di modalità, mi limito a segnalarne l'interesse. E si impone proprio sotto il profilo quantitativo, sono una gran quantità gli atti che parlano di questo. La vendita viene per lo più giustificata con l'impoverimento della rendita, sempre più inadeguata al mantenimento della cura. Possiamo far rientrare in questo ambito un'operazione che inizia e per lo più si svolge durante l'episcopato di Raunicar, operazione voluta dalla Corte che occupa un buon numero di documenti, la soppressione delle numerose collegiate istriane. Lo stesso accade anche nella vicina diocesi di Parenzo Pola, con parecchie resistenze e proteste da parte di Roma, i documenti ai quali mi riferivo prima. Resistono non a lungo però e non senza essere ridimensionate le più ricche, Pirano in testa. Dal punto di vista istituzionale un vero terremoto che tutto sommato però, almeno a giudicare dal protocollo, non desta reazioni troppo risentite. Un'ipotesi tutta a verificare può essere quella di una diminuita appetibilità della carriera di canonico alla luce del decremento delle risorse, ma anche di altri fattori. Il maggiore controllo sui comportamenti del clero esercitato dal governo, e i canonici delle collegiate, con eccezioni, erano proprio la fotografia del clero inutile dal punto di vista della legge austriaca, ma anche del diritto canonico molto spesso. L'esistenza di altre possibilità di carriera per i rampolli delle famiglie che avevano costituito la base beneficiaria. In altri campi le reazioni del territorio e proprio di quello già veneto si fanno sentire molto di più. Le più forti si registrano nel momento in cui vengono toccate le tradizionali devozioni e le strutture che ad esse sono collegate, le confraternite. Raunicar ha il compito di inaugurare l'adeguamento dell'Istria già veneta alla legislazione ecclesiastica austriaca. Legislazione che negli anni '80 del secolo precedente ha eliminato confraternite, cappelle devozionali e pellegrinaggi, quanto alle processioni ed altre funzioni impetratorie, benedizioni, ha vietato tutto ciò che esorbita dal rituale romano e da una religiosità di stampo rigorosamente muratoriano. Su questo fronte Raunicar combatterà una vera e propria guerra che le annotazioni del protocollo permettono di ricostruire. Le maggiori resistenze vengono dalla costa istriana, in particolare Bui e Pirano.
e vedono le rappresentanze comunali schierate con il clero. Non tutto, perché non mancano singoli allineati col nuovo corso destinato dal vescovo. Dopo un inizio in sordina, che vede Raunicar deciso a mostrarsi paziente, dal 36 la temperatura dello scontro si alza in modo irreversibile. Da un lato resistenza passiva e ricorsi alla corte, dall'altro un progressivo irrigidimento, ammonizioni, sospensioni ad divinis. L'irrigidimento è palpabile nelle note che riassumono le risposte, verosimilmente dettate dal vescovo. Restando alle informazioni fornite dal protocollo, veniamo a sapere che nel corso della visita Raunicar decide di alloggiare in una locanda, rifiutando evidentemente l'ospitalità che in queste occasioni sempre offrivano i maggiorenti. In un caso si precisa, paga di tasca sua le spese dell'accoglienza. Sono indizi sparsi qua e là, ma rivelatori. Interessante il fatto che niente di tutto questo avvenga a Trieste. C'è poco posto per le questioni triestine nel complesso di questo protocollo, dove pure una ripresa delle confraternite si era avuta in occasione del giubileo particolare del 26, con il permesso del predecessore e la sponsorizzazione del capitolo. Nell'intermezzo tra la morte di questo e l'arrivo di Raunicar è il governo a dare lo stop, imponendo lo scioglimento di una confraternita nata tra gli impiegati, guardata con favore nel capitolo. Veniamo a sapere verso la fine dell'episcopato di Raunicar che a Trieste sopravvive tacitamente tollerata una confraternita mariana, e qui lascio sospeso il discorso perché di cose da dire veramente, i rapporti con gli ebrei per dirne una, o storie particolari. Vi sarete accorti che manca molto di quello che si presupponeva dovesse esserci in questo protocollo, a proposito di quello che si pensava che Raunicar dovesse fare, o dovesse per la maggior parte del suo tempo fare a Trieste. Ecco, grazie.